L'omicidio del tabaccaio di Jesolo, cavilli tecnici tra il Tribunale del riesame e la difesa di Leonard Shehu, da giorni trasferito da Venezia in carcere a Vicenza. Ha fatto visita all'amico agli arresti domiciliari, poi ha cercato di opporsi ai carabinieri, bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. I lavoratori Lidl incrociano le braccia a ritmi di lavoro insostenibili, retribuzioni e orari solo alcuni dei motivi della mobilitazione programmata in tutta Italia con 24 ore di sciopero. Mobilitazione anche a Venezia per chiedere lo stop del genocidio e libertà per la Palestina, iniziativa di articolo 21 con l'Ordine dei giornalisti del Veneto e il sindacato. Elezioni amministrative nel veneziano. Eraclea e Santa Maria di Sala sceglieranno un nuovo sindaco, si vota domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Il violinista prodigio Alvise Onigo, a 7 anni appena compiuti, ha coronato il suo sogno di suonare Vivaldi nella sua amata Venezia alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Venezia dei nostri telegiornali, subito con le notizie. Il delitto del tabaccaio di Jesolo, braccio di ferro in tribunale a Venezia per i domiciliari a Shehu. Lunedì Leonard Shehu in carcere a Vicenza da giorni perché trasferito da Venezia a causa del sovraffollamento riceverà la visita del suo avvocato difensore. E valuteremo insieme appunto i motivi di ricorso per Cassazione. Diversi i punti delle motivazioni depositate in settimana del Tribunale del riesame con cui ha rigettato la richiesta di scarcerazione che non convincono la difesa. Sarebbe nulla, secondo l'avvocato Mauro Serpico, la confessione dell'omicidio del tabaccaio di Jesolo, Roberto Basso, fornita in lacrime davanti ai carabinieri del suo assistito, Shehu, lo scorso marzo, al momento dell'arresto. Si trattava di una annotazione di polizia che riportava queste asserite dichiarazioni confessorie dello Shehu, peraltro ritenute dagli stessi inquirenti contraddittorie perché dapprima ammetteva, poi negava. Dichiarazioni che sarebbero state fornite dal presunto assassino in caserma senza la presenza del suo legale, ragione per la quale non sarebbero valide in quanto con cosiddetti vizi formali, sempre restando al suo difensore. Trattandosi di dichiarazioni che non erano state nemmeno sottoscritte da parte del mio assistito e che comunque non vi era prova fossero state rese in maniera spontanea. Di parere opposto, il Tribunale del riesame ritiene, sulla base di un orientamento della Cassazione, che tale confessione sarebbe invece stata resa spontaneamente e quindi utilizzabile perché non contestata insieme ad altre ammissioni, ma l'avvocato Serpico della difesa prosegue nella sua arringa, sostiene di come sempre il riesame a gennaio gli avesse dato ragione, sostenendo che le dichiarazioni fornite sempre in caserma a inizio anno da Shehu, quando ancora non risultava iscritto nel registro degli indagati, erano nulle, in quanto fornite in assenza delle garanzie di legge. Nel senso che lo Shehu doveva essere sentito già in allora come soggetto indagato. Questo sicuramente è un punto importante per questa difesa. Ancora la cronaca, siamo a Mestre, fa visita all'amico agli arresti domiciliari, poi cerca di opporsi ai carabinieri che prima lo bloccano, poi lo arrestano per resistenza a pubblico ufficiale. I militari si erano recati presso l'abitazione mestrina dell'uomo per accompagnarlo in carcere a seguito di maltrattamenti denunciati dalla compagna convivente, ma quando hanno varcato la soglia si sono trovati di fronte anche l'amico 47enne che ha cercato di fuggire ma senza risultati, è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di firma presso la polizia giudiziaria. 24 ore di sciopero dei lavoratori di Lidl. Presidio dei sindacati uniti CGIL, CISL e UIL qui davanti ad uno dei supermercati della Lidl, siamo a Mestre lungo il Terraglio. Ritmi di lavoro insostenibili con addetti che fanno attività di vendita e al contempo di pulizia anche dei bagni a causa di un organico insufficiente e poi turni estremamente flessibili con discriminazioni anche nelle buste paga e con il pagamento dei festivi in buoni spesa. Tra i motivi della mobilitazione programmata in tutta Italia con 24 ore di sciopero a fronte dei 7 miliardi di euro di fatturato con un utile superiore al miliardo negli ultimi 5 anni dell'azienda che ciononostante ha interrotto le trattative di rinnovo del contratto integrativo aziendale
a discapito così della garanzia delle tutele ai suoi dipendenti. Le condizioni in Lidl sono molto dure, lavorano con una produttività a collo, cioè gli monitorano quanti colli mettono fuori, espongono al minuto, all'ora. Le trattative si sono interrotte a fronte di una proposta irricevibile da parte di Lidl, un'azienda che ormai ha 23.000 dipendenti su tutto il territorio nazionale, che propone per il rinnovo del contratto integrativo nazionale per i loro dipendenti una buona spesa di 200 euro all'anno, ovviamente per il full time. Tenete presente che questa azienda ha il 70% di dipendenti donne a part time. Quando loro al tavolo delle trattative si alzano e disdicono il contratto integrativo aziendale nazionale, vuol dire che alcune norme che avevamo sottoscritto di tutela ai lavoratori e alle lavoratrici vengono a mancare totalmente. Quindi più flessibilità, gli chiedono alle persone di stare più ore, gli chiedono straordinari, gli chiedono le trasferiscono, non gli chiedono. È stata una giornata di mobilitazione anche a Venezia, mobilitazione dei giornalisti del Veneto e articolo 21 per chiedere lo stop del genocidio a Gaza. È un forte appello alla pace a far sì che tacciano per sempre le armi, stop al genocidio in Palestina, quello che arriva da Venezia e dal Veneto, in campo Santi Apostoli, lungo Strada Nuova a Venezia, il flash mob promosso dall'associazione Articolo 21, con il supporto dell'Ordine dei giornalisti del Veneto e del Sindacato dei giornalisti veneti. L'azione per protestare e dire no contro il massacro dei civili e di circa 250 croniste e cronisti locali uccisi a Gaza per aver documentato gli orrori della guerra. Perché i giornalisti sono le vittime assieme alla popolazione civile, perché sono testimoni scomodi, sono testimoni che mostrano la vera faccia delle guerre, che sono solo morte e non risolvono i conflitti. Ci sono morti a Gaza per colpa dell'esercito israeliano, ci sono morti e minacciati a Gaza per opera dei terroristi di Hamas. Chi fa la guerra non vuole che questa guerra venga testimoniata, è per questo che a Gaza hanno ucciso più di 250 giornalisti che volevano testimoniare quello che succede in quel paese. Gaza è un territorio chiuso alla stampa internazionale. L'esercito italiano quindi sta uccidendo tutti i giornalisti locali, uno dopo l'altro, per impedire, per togliere alla gente il diritto a sapere quello che sta avvenendo. Era presente al sit-in anche la CGIL. Tra i partecipanti ha fatto particolarmente scalpore il caso dell'eurodeputata Cristina Guarda, identificata a Lonigo dopo aver esposto una bandiera della Palestina durante il passaggio del Giro d'Italia. Non si vuole permettere che si racconti quello che sta avvenendo, la strage in corso. In contemporanea a questa iniziativa, anche a Sopace Venezia ha promosso ai giardini della Biennale all'Arsenale una manifestazione in cui hanno preso parte circa 70 persone per chiedere lo stop al genocidio con bandiere della Palestina e lenzuola bianche. Siamo alla politica, elezioni amministrative. Domani e lunedì in Veneto si voterà in 9 comuni. 30 liste, 25 candidati sindaco, 9 comuni, oltre 56.000 i veneti chiamati ad esprimere la propria preferenza per eleggere il nuovo loro primo cittadino. Sono questi i numeri delle elezioni amministrative 2025. Si tratta dei comuni commissariati caduti per diversi motivi e che vanno alle votazioni prima del 2026, quando si voterà invece dopo lo slittamento voluto dal governo. Il comune più popoloso, con oltre 15.000 abitanti, è Santa Maria di Sala nel Veneziano, dove si esprimerà una preferenza per il nuovo sindaco anche a Eraclea. Solo un comune alle urne nel Trevigiano, Borso del Grappa, 2 nel Bellunese, Sospirolo e San Nicolò di Comelico. A Padova si voterà ad Ospedaletto Euganeo e nel Rodigino a Porto Viro. A Verona seggi aperti a Bevilacqua e Castagnaro. Si voterà domenica 25 e lunedì 26 maggio. Seggi aperti la domenica dalle 7 alle 23 e il lunedì dalle 7 alle 15. Cambiamo argomento, vediamo il coronamento di un sogno a Venezia. Non è da tutti suonare il primo movimento del concerto di Vivaldi in La minore, ma il piccolo veneziano Alvise Oniga, un violinista prodigio, ci è riuscito a 7 anni appena compiuti. Vincitore
Vincitore di ben 8 concorsi musicali internazionali, gli ultimi 2 pochi giorni fa, Treviso e Belluno, Alvise sognava di suonare Vivaldi nella sua Venezia e l'ha potuto fare grazie all'OVI, il laboratorio Orchestra Venezia, alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, accompagnato da una parte dell'orchestra giovanile veneziana. Sono molto felice di essere qua a Venezia a suonare Vivaldi in La minore con la maestra Paola e la maestra Caterina e con questa bellissima orchestra. Il Love non è nuovo a iniziative a sostegno dei giovani musicisti. Ed è diventato una realtà del territorio veneziano molto importante, raccoglie circa una cinquantina di studenti che vanno dai 13 fino ai 24 anni e raccoglie anche così degli amatori un po' più avanti con l'età ma che magari hanno avuto un trascorso musicale. Sta anche lavorando col sostegno dell'amministrazione comunale a un progetto nato da una sua idea per portare a Venezia giovani e giovanissimi violinisti da tutto il mondo. È stato anche scelto ed inserito dal maestro Pagliani, primo violino della Scala per oltre 10 anni, all'interno della Scuola d'Archi Italiana a Modena. Progetti per le persone con diversa abilità, anche quest'anno la Lagunabile è stata un successo. Ho visto Venezia, il Duomo e San Marco e dove abitano i VIP una volta. Nei giorni scorsi si è svolta la 18ª edizione della Lagunabile, la manifestazione benefica organizzata dal Maverick Naughty Club per dare la possibilità ai portatori di disabilità di trascorrere una giornata ammirando la bellezza della laguna. Mi sono divertito un sacco e sai che cosa abbiamo messo in barca? Il catalicammello, la tartaruga sprint, perché sono le mie canzoni preferite da tutte e a me piace un sacco andare in giro, cioè mi piace accelerare, decelerare, riaccelerare come abbiamo fatto sull'aereo. L'idea di questa manifestazione è nata appunto con il pensiero di portare dei ragazzi meno fortunati di noi a fare un giro in gommone. Il corteo nautico, scortato dalle forze dell'ordine per garantire la sicurezza, ha navigato fino all'isola di San Clemente per poi entrare in bacino San Marco e percorrere il canale delle Zattere. Abbiamo 80 ragazzi ospiti con gli accompagnatori, muoviamo qualcosa come 200 e passa persone, quindi in laguna grazie anche alle forze dell'ordine che ci danno questa navigazione sicura. Ebbene, è un'emozione che chi non l'ha mai provata deve viverla. Al rientro tutti i partecipanti si sono ritrovati al camping Fusina per concludere la giornata in bellezza. Siamo allo sport, domani il Venezia si gioca il tutto per tutto contro la Juve. Il Venezia Football Club è chiamato a tentare l'impresa domenica sera alle 20:45 in uno stadio per Luigi Penzo stracolmo e esauritissimo con quasi 12.000 spettatori sugli spalti. Arriva niente meno che la Juventus in piena corsa per un posto nella prossima Champions. Per evitare la retrocessione in Serie B sarà necessario battere obbligatoriamente i bianconeri, ma anche sperare in risultati favorevoli dagli altri campi. Niente conferenza stampa della vigilia per il mister Eusebio Di Francesco, che parlerà solo al termine della partita, anche per fare un bilancio dell'annata. Voce allora ai tifosi, che sono sempre stati al fianco della squadra. Con la Juve giochiamo l'ultima chance, è una chance difficile, non soltanto perché la Juve è la Juve, ma perché devono incastrarsi anche i risultati di altre squadre, Lecce ed Empoli. La stagione non è stata certo facile nonostante lo straordinario lavoro del direttore sportivo Filippo Antonelli e del suo braccio destro Cristian Molinaro. A pesare è stato un budget societario troppo risicato per la Serie A, anche rispetto alle dirette concorrenti. Una stagione che ci ha visto con la testa sott'acqua fino alla partita al risultato con la Fiorentina, l'ultima vittoria in casa, poi siamo andati a Cagliari
e abbiamo perso pesantemente. Questa squadra però ha avuto un bravissimo allenatore che è riuscito a dargli un'anima, è riuscito a dargli un gioco soprattutto, nonostante tutti i limiti tecnici che questa squadra ha dimostrato di avere. E c'è attesa a Jesolo per il via alla mezza maratona al Chiaro di Luna. Jesolo è pronta a vivere un'altra grande giornata di sport di festa con la mezza maratona al Chiaro di Luna, arrivata quest'anno alla sua 14ª edizione. La corsa è promossa e organizzata con maestria da Venice Marathon e di fatto inaugura la stagione turistica 2025 anche con le sue grandi competizioni nel litorale. Non ci sarà poi solo la mezza maratona ad entusiasmare pubblico e atleti, i percorsi sono ben 4, anche più brevi. È atteso il classico bagno di folla e di entusiasmo a sostenere gli atleti, 7.000 al via, circa il 10% stranieri. Un evento che Venice Marathon organizza ormai da molti anni e che ha saputo crescere nel corso degli anni sia per i numeri dei partecipanti che per i contenuti e le opportunità per gli appassionati di godere una splendida serata di corsa, ma anche di amicizia, di entusiasmo e di allegria. La mezza maratona è la competizione più attesa, con molti campioni ai nastri di avvio. Quest'anno vedremo la partenza, tra l'altro, un atleta veneto molto famoso, Job Faniel, che è ex primatista italiano e che è atleta delle Fiamme Oro, insomma molto legato a Jesolo, dove nel 2015 vinse la sua prima gara importante. Non mancheranno anche le belle novità. Una serata piena di suggestioni, piena di momenti importanti, che va vissuta con grande entusiasmo e anche sempre con un occhio alla sostenibilità, al massimo rispetto per i luoghi che attraversiamo. Si chiude così il telegiornale di Venezia, grazie per averci seguito. Subito dopo la sigla, come sempre, il meteo. A tutti l'augurio di una buona serata, arrivederci.